Bentrovati e buon Ferragosto a voi tutti i telespettatori di Antenna 3, il telegiornale del Veneto. E allora diamo uno sguardo alle cose che ci aspettano da adesso in poi, dal proseguo dell'estate e poi fino a settembre. Parliamo allora di economia, parliamo di rincari. È il Ferragosto più caro di sempre, con l'inflazione che erode il potere d'acquisto delle famiglie, lo sappiamo bene. Per questo, in vista della ripartenza autunnale, i sindacati del territorio sono mobilitati e sullo sfondo c'è il tema caldissimo del salario minimo e anche la lotta all'evasione fiscale. E poi restano troppi gli infortuni. La nostra mobilitazione è proprio per il recupero del potere di acquisto attraverso il superamento di quanto è stato eroso dall'inflazione e attraverso la stipula e il rinnovo dei contratti nazionali che sono in scadenza o che sono già scaduti. Il secondo trimestre ci dice che le cose non stanno andando come si sperava, perché c'è una frenata del PIL. E soprattutto abbiamo la necessità di rimettere al centro la questione delle tutele salariali e dei rinnovi contrattuali. Al culmine dell'estate più cara da decenni, la principale preoccupazione dei sindacati non può essere che la lotta all'inflazione, con il sostegno concreto a famiglie e lavoratori. Per la CGIL in particolare il governo finora ha fatto troppo poco. Auspichiamo un autunno di intese, ma se così non dovesse essere, è un autunno di mobilitazione, di protesta e di rivendicazione per una vita più dignitosa, soprattutto da parte di chi paga le tasse, le paga tutte e si vede in secondo piano rispetto a chi viene premiato in questi giorni dai provvedimenti del governo. Secondo noi la lotta all'evasione fiscale deve rimanere priorità assoluta e non abbiamo visto nei decreti deleghe della riforma fiscale un impegno così forte come auspicavamo come organizzazioni sindacali. Non è un mistero invece che le visioni tra i due sindacati principali siano opposte in materia di salario minimo. La Camera del Lavoro sostiene la proposta delle opposizioni con la soglia fissata a 9 euro lordi all'ora, non così la CISL, che vede dei rischi nell'operazione. Vediamo molta confusione, perché pensare che tutto si risolva attraverso una norma di legge che fissa un salario minimo a una determinata cifra, secondo noi è una follia. Ma non si risolve il tema con una norma che comprime verso il basso i salari, ma una norma che incentivi la diffusione dei contratti collettivi applicati dalle organizzazioni, sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Da qui la raccolta firme avviata proprio dalla CISL per aumentare la partecipazione dei lavoratori, come avviene in altre parti d'Europa. In ballo un progetto di legge ad hoc. Invitiamo a tutti i cittadini, lavoratori, pensionati e elettori di recarsi nei comuni della provincia di Belluno e di Treviso e tutte le province del Veneto a sottoscrivere, perché sono depositati i moduli in tutte le province, in tutti i comuni, per sottoscrivere il progetto di legge. Restano poi paradossi acuiti nel post-pandemia. Il lavoro c'è, ma è poco pagato o spesso precario. Nella sola Marca trevigiana c'è stato un saldo positivo di circa 4.000 assunzioni in un anno. L'83% è lavoro a termine, per cui lavoro precario, e il lavoro precario è un lavoro che normalmente non riesce a soddisfare tutte le esigenze dei lavoratori. Tasto dolente quello degli infortuni, tanti, troppi, in costante aumento. Oltre il 10%, il 12% per quanto riguarda le costruzioni, il 23% per quanto riguarda il metalmeccanico, insomma dati importanti dove bisogna continuare ad intervenire in maniera strutturale, direi in maniera didattica. E poi l'indagine dell'Osservatorio Natalità e Famiglia sulle iniziative di welfare sociale nei comuni del Veneto, con esiti di questa indagine in chiaroscuro. Sicuramente la parte più favorevole è che il 98,3% dei comuni fa politiche attive per la famiglia. Questo è l'aspetto fondamentale, sono pochissimi comuni che non fanno questo. Comincia dal bicchiere mezzo pieno il presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Natalità e Famiglia, Eugenio Brentari, nell'analizzare l'esito dell'indagine realizzata sul welfare sociale messo in campo dai comuni del Veneto. Sostegni alla famiglia declinati in quasi 650 servizi, ma troppe sono ancora le criticità da superare per essere efficaci contro la grande piaga della denatalità. Noi stiamo vivendo in un periodo in cui stiamo riducendo continuamente la nostra popolazione. Si parla nei prossimi 2 anni di perdere 1 milione di persone, di italiani. Quindi bisogna cominciare a cambiare questo trend. Le cose da migliorare sono sicuramente provare ad avere un disegno un po' più ordinato di tutte queste politiche. Ce ne abbiamo 630 politiche attive, forse sono
sono troppe, forse sono troppo dispersive. L'altra cosa è che bisogna sopperire a quello che sono le carenze fondamentali, che è la mancanza di personale, la mancanza di budget. Con l'osservatorio vorremmo approfondire e valutare quali politiche effettivamente permettono a una famiglia di stare in piedi e di esercitare la propria funzione sociale. Credo che una delle questioni del nostro contesto, anche veneto, è di camminare sempre più verso uno sguardo individualista, verso un'attenzione alla persona che non è sbagliata, ma persona intesa come individuo. Ecco, l'indebolimento delle relazioni familiari, delle relazioni sociali sta aggravando tutto il nostro sistema. 120 i comuni coinvolti nel sondaggio, 78 quelli che hanno risposto. Tra le azioni intraprese spiccano agevolazioni su servizi e tariffe, eventi di formazione, mentre scarseggiano le politiche per la casa. C'è un problema di fondo dove dobbiamo aiutare i nostri amministratori a fare un passo. Riconoscere che la famiglia è un soggetto titolare di diritti e di doveri che le sono propri. Perché ad oggi ci sono tanti interventi che ricadono sulle famiglie, ma come se fossero dei tappeti elastici, qualcosa di sfondo. Ecco, bisogna pensare a qualcosa su misura, dedicato, e fare azioni di sistema che siano potenzianti le une delle altre. Per il sindaco Mario Conte occorre rivedere l'intero modello sociale e con esso la scala delle priorità degli amministratori. L'obiettivo è quello di costruire un nuovo modello sociale che sappia dare risposte concrete e puntuali alle comunità e soprattutto riesca a gestire nel migliore dei modi quelle sempre minori risorse che abbiamo a disposizione, facendo rete, coinvolgendo il terzo settore, coinvolgendo le associazioni, perché oggi la comunità ha delle esigenze, il rischio è di investire delle risorse in modo non adeguato. Manca poco all'inizio della vendemmia 2023, abbiamo chiesto ai rappresentanti di categoria come andrà quest'anno. Quest'anno sembrerebbe che la raccolta è una raccolta importante, che non ha grosse difficoltà, anzi una raccolta vigorosa con qualità elevate e con quantitativi elevati. Nonostante le grandinate che hanno colpito vaste aree della nostra regione, in particolar modo il Veronese e le zone trevigiane del Prosecco, e un fungo che ha messo a repentaglio la produzione, la vendemmia 2023 partirà sotto ottimi auspici. L'ultima settimana di agosto iniziano la raccolta di bianchi e quindi del Chardonnay, quindi un dato estremamente importante in cui per diversi anni purtroppo si è dovuto anticipare la raccolta, invece da quest'anno la raccolta viene fatta in maniera corretta dall'ultima settimana di agosto. La produzione vitivinicola veneta è tra le principali in Italia, un comparto che continua a crescere. 96.000 ettari sono i terreni coltivati oggi a vitivinicolo, nel 2023 superiamo abbondantemente i 100.000 ettari. Le prospettive del settore vitivinicolo sembrano e sono buone. Il settore vitivinicolo è un settore importante per quanto riguarda la produzione lorda vendibile a livello regionale, ma anche a livello nazionale. La regione Veneto è la prima regione d'Italia per la produzione di vino e per il valore di produzione. 1,3 miliardi di euro è il valore della produzione complessiva a livello veneto. Il tema dei lupi e delle predazioni dei lupi nelle montagne venete, in questo caso parliamo dell'altopiano, da Gallio, una richiesta precisa del sindaco. Sui lupi il Trentino fa uno strappo in avanti, ottenendo dall'ISPRA, l'istituto che si occupa della fauna selvatica, il via libera per l'abbattimento di alcuni capi ritenuti pericolosi. E l'altopiano, che condivide con la provincia autonoma il problema dei selvatici, non vuol restare a guardare. Come sempre l'Italia, perché il Trentino è regione autonoma anche se in Italia, ma è un fratello che gode appunto di privilegi superiori a noi, il Trentino va un po' avanti, fa passi in avanti, noi invece in Italia rimaniamo sempre indietro. C'è questa apertura, speriamo che in questa gestione nazionale del lupo si possa arrivare anche in Italia a poter individuare quei soggetti, quei lupi particolarmente facinorosi, particolarmente pericolosi per l'uomo ma anche per il bestiame, e quindi poter in qualche modo intervenire su quei soggetti. Il rischio, secondo il primo cittadino altopianese, è che ci si abitui a una situazione che invece non è ritenuta accettabile da chi in montagna vive e lavora. Purtroppo, come sempre in Italia, quando c'è un problema e non viene risolto, in qualche modo la gente poi si abitua. Io invece tengo sempre alta l'attenzione su questo tema perché, ripeto, la convivenza lupo e uomo deve essere certificata, deve essere monitorata, altrimenti se no facciamo solo l'interesse di una parte. E il lupo resta ancora oggi una specie in via di forte espansione e non più di estinzione, e quindi dobbiamo intervenire.
Il sindaco di Gaglio chiede quindi che si possa passare anche in altopiano alla selezione con abbattimenti mirati o almeno con lo spostamento degli esemplari più pericolosi. Io l'ho sempre detto, ormai sono anni, 6-7 anni che parliamo di questo. Mi dispiace che molti colleghi e molti politici non vogliono parlare e toccare questo argomento perché magari in qualche modo vanno a sensibilizzare o stuzzicare quello che sono le menti ambientaliste. Ma io sono ambientalista, io sono figlio di un forestale, ma dobbiamo capirci bene perché l'uomo ha voluto introdurre il lupo e l'orso, dobbiamo anche monitorare cosa fa il lupo, cosa fanno gli orsi, perché altrimenti rischiamo noi la pelle e quindi c'è necessità di intervenire, ma ormai siamo stanchi di dirlo. Al tema lupo parliamo adesso invece dei cani, parliamo allora della gestione degli animali nell'estate, molti che poi non solo abbandonano, molti riportano i cani che hanno acquistato dai canili perché non si rendono conto di saperli gestire. È uno dei temi d'urgenza del 2023, abbiamo fatto un giro al canile San Francesco di Presina dove stanno gestendo questa estate con questo particolare problema. Nel pieno dell'estate, con una situazione che è simile agli anni scorsi, difficile ma gestita con passione e professionalità, il canile San Francesco di Presina si prepara a celebrare i primi 20 anni di attività. Il 1° ottobre li festeggerà con la tradizionale messa con gli animali. Dall'inizio a oggi in questa struttura sono entrati oltre 6.000 cani. Proviamo a contare fino a 6.000 e mettiamoci vicino a un cane, il 90% dei quali ha trovato un nuovo padrone. Questi sono numeri, non sono opinioni. Nel frattempo è cambiato il tipo di cani che entrano. Non più animali catturati dalla Calappiacani, ma cosiddetti casi sociali. Cani, anche di grossa taglia, che le persone prendono e poi non sanno gestire, non sterilizzano e che a volte mordono. E allora si rivolgono qui perché in difficoltà. In questi 18.000 metri quadrati del Parco Zoofilo San Francesco ci sono 38 ampi box e una capienza di 200 cani, 28 i comuni di riferimento dell'ULSS 6. A fronte di un calo dei cani su cattura, c'è stato un aumento dei cani frutto dei casi sociali. Purtroppo le entrate non sono diminuite e quel che è peggio sono molto più problematiche. Fondamentale la collaborazione tra istituzioni e questa struttura, nella quale la procedura per adottare un cane è seria. Spesso può esserci anche un periodo di prova. La persona viene in canile, fa il giro del canile accompagnato sempre da un volontario che in modo che possa individuare le caratteristiche del cane. Poi se scatta la cosiddetta scintilla si procede con le pratiche burocratiche. Prima delle pratiche burocratiche vengono fatti anche dei preaffidi. Successivamente, se c'è la necessità, restiamo in contatto con le persone in modo da poter diciamo così, dare dei consigli sul comportamento del cane. I cani vengono affidati alle famiglie con microchip e vaccinazioni e nel 90% dei casi sono anche sterilizzati. Molti chiedono i cuccioli, che però non sono sempre la soluzione migliore. I cuccioli sono un'arma a doppio taglio, nel senso che il cucciolo, quando è cucciolo, è piccolo. Quando comincia a crescere non si sa che dimensioni arrivi e soprattutto quello che raccomandiamo, tanto amore verso questo esserino a 4 zampe. Giorgia Miazzo, presidente del Centro Studi Grandi Migrazioni, in questi giorni è in Brasile. Non a caso in Brasile c'è la più grande comunità di emigrati dall'Italia con 12 milioni di oriundi veneti. Un viaggio di quasi un mese a contatto diretto con i brasiliani, figli di veneti emigrati negli ultimi 150 anni. Giorgia Miazzo sarà in Brasile fino al 4 settembre. Ricordo che il Brasile è il paese che ospita più italiani discendenti oriundi al mondo, con 30 milioni di presenze, ed il 40% di questi sono di origine veneta, quindi la prima comunità così che abbiamo di veneti anche fuori dai nostri numeri, e si dice spesso che loro sono l'8ª provincia veneta proprio per questo mantenimento, questa cristallizzazione di usi e costumi che non si verifica poi in nessun altro dei paesi stranieri, nonostante l'Argentina, gli Stati Uniti per esempio, Australia, Canada abbiano comunque grandi percentuali di migranti. Non si è mantenuto per motivi storici, di processo storico, non si è mantenuto lo stesso così patrimonio in maniera così forte e viva. E quindi finché ce l'abbiamo dobbiamo riportarcelo anche a casa per raccontare anche ai nostri giovani di queste grandi migrazioni che purtroppo non si conoscono. Manca un capitolo nei libri di storia che parla
di questo fenomeno incredibile che ha svuotato l'Italia. 4 gli stati che toccherà il suo viaggio: Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Paraná e Guias. In particolare nel paesino di Nova Veneza, tutti veneti, vicentini, trevisani, bellunesi, padovani, però non conoscono niente della propria storia, quindi è la prima grande festa che fanno, la prima grande settimana sulla cultura dell'italianità, quindi racconteremo storia, geografia e tanto altro in modo che possano conoscere e forse fare finalmente quel viaggio di ritorno che non hanno mai potuto fare, anche se questa volta idealmente, però credo sia anche un loro diritto, ecco, poter conoscere le proprie radici, la propria identità, e sono temi molto intimi, molto importanti, che hanno a che fare anche con l'autostima delle persone e che si tramandano poi, no, di generazione in generazione. Ricca di Veneto anche la toponomastica in Brasile. In Brasile ci sono tanti nomi ancora legati alla toponomastica, questo Nova Veneza, ce ne sono altre 2 di importanti in Brasile che poi bisogna ricordare giustamente tutti. Ci sono Nova Vicenza, c'è una Nova Padova che è ancora in piedi un gemellaggio con il paese di Fontaniva in provincia di Padova, Nova Belluno e tante altre. L'esperienza sarà raccontata in collaborazione con la regione al rientro, uno stato, il Brasile, dove il italiano è una lingua vera e propria. È uno dei lasciti che rimane nelle comunità migranti all'estero. In realtà noi osserviamo anche realtà molto belle che non voglio dimenticare, come quelle dell'Argentina, del lunfardo, del cocolice, il siculinglish o il broccolino o l'italo-americano ancora utilizzate in Canada o negli Stati Uniti, ma sicuramente il italiano per noi veneti è qualcosa di incredibile. Si dice che ancora si parli questa lingua da circa 2 milioni di persone. Che cos'è il italiano? È difficile da definire, no? Ecco, però è un veneto, perché in realtà i veneti poi hanno anche così influenzato linguisticamente anche i bergamaschi, che a volte mi dicono io sono bergamasco, ma me lo dicono in Veneto, i friulani e tante altre comunità del nord Italia, a volte anche del sud, ma molto più raramente, e con degli influssi in portoghese, quindi dove le parole italiane, venete in questo caso, non esistevano, e con insomma il passare degli anni eccetera eccetera si è evoluta, quindi è diventata una lingua nuova. Possiamo chiamarla un fratello del Veneto, io mi sentirei di chiamarla così, e soprattutto per noi, ecco, è un miracolo linguistico che come ricercatori abbiamo tutto il dovere, ecco, di dover salvare. Cambiamo argomento: bullismo, post-Covid, parità di genere, informazione sul web. Sono i temi trattati nei cortometraggi scritti e interpretati dai ragazzi e prodotti da Chuck Junior, con messaggi positivi che fanno breccia nei giovanissimi di oggi, con cui rapportarsi, ammettono Francesco e Sergio Manfio, gli alcuni, è molto più difficile che in passato. In realtà è molto complicato adesso rapportarsi con i ragazzi perché hanno una serie infinita di cose che noi neppure sappiamo utilizzare e che bisognerebbe in qualche modo non tanto eliminare, che sarebbe stupido, ma cercare di regolare questo loro utilizzo. Questo è forse una cosa su cui, Francesco, tu in particolare dovresti pensarci. Ci ragionerò e poi vi faccio sapere. Poi fammi sapere. Sì. Sulle reti televisive nazionali le domeniche di agosto, con 4 puntate dedicate ai cortometraggi scritti e interpretati proprio dai ragazzi, Chuck Junior, format ideato dai fratelli Manfio, tocca temi di stretta attualità come bullismo, emozioni del post-pandemia, parità di genere e il rapporto non sempre facile con la rete. Chuck Junior è un progetto italiano nato dalla mente di questo ragazzo veramente simpatico, così. Ma la cosa è che Chuck Junior si fa in tantissimi paesi del mondo, si fa in Cina, si fa in Spagna, in Germania e così via, e il film realizzato a Treviso è stato quello che ha vinto la selezione nazionale ma anche il premio internazionale. A Treviso i ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti si sono messi alla prova con la bolla informativa del web. I ragazzi vivono in una bolla e ci sono dei ragazzi di Treviso che riescono a fermare questa bolla. No, diciamo bene, a bucare questa bolla. A bucare questa bolla e a considerare. Senti, penso che possa bastare. Sì, grazie, scusa. Loro comunque facendo un lavoro di gruppo, informandosi anche con amici o cose del genere, fanno questo lavoro di controinformazione e riusciranno a sconfiggere queste bolle, quindi le persone andranno oltre le loro bolle fino ad avere una mente più ampia, a ricevere nuove informazioni. Sono dei messaggi molto diretti che vengono recepiti dai bambini e che diventano vera e propria formazione di vita. E quindi sono convinto che forse questo ancora di più di certi messaggi istituzionali sia il modo giusto per comunicare con le future generazioni. A Padova adesso con una curiosità storica, stiamo per entrare nella Specola, la torre nel cuore di Padova, usata come osservatorio, come sappiamo, astronomico. In molti pensano sia stata usata anche da Galileo Galilei. Abbiamo verificato se veramente è così.
Siamo all'interno della Torlonga della Specola, il famoso osservatorio padovano. Siamo qui per svelare, anzi sfatare, un falso mito. In molti padovani e turisti pensano che questo fosse l'osservatorio di Galileo Galilei. L'unico Galileo però che è salito fin qui è questo, il dipinto della Torlonga, che raffigura appunto il famoso scienziato Galileo Galilei. Con me c'è il professor Ragazzoni, che dell'osservatorio è il direttore. Professore, perché Galileo non è mai salito qui? Galileo ha vissuto a Padova i 18 anni migliori della sua vita, lui dirà, e ha fatto tantissime scoperte. Non la fate della Torre della Specola, perché la Torre della Specola semplicemente a quell'epoca non era un osservatorio, era una torre militare, è diventata osservatorio astronomico circa un secolo dopo per volere della Serenissima, ma naturalmente noi ereditiamo, abbiamo in consegna la eredità scientifica e la responsabilità di portare avanti le ricerche di Galileo Galilei, che ha fatto soprattutto all'Università di Padova. Ecco, quindi abbiamo sfatato un mito, siamo appunto molto alti sopra le teste dei padovani e qua si possono vedere i padri fondatori dell'astronomia mondiale. E con queste stupende immagini restituiamo la linea allo studio. E questa sera i padovani rimasti in città, i turisti potranno ammirare i fuochi d'artificio che tradizionalmente vengono esplosi in Prato della Valle e per tutta la settimana inoltre potranno scoprire i tesori dei musei padovani. La cultura a Padova non va in ferie. Anche nella settimana di Ferragosto, infatti, l'offerta culturale dei musei cittadini non chiude. Molte le occasioni per i turisti, ma soprattutto per i padovani della città e della provincia, che potranno visitarli gratuitamente. Noi siamo convinti, personalmente io sono convinto, che i musei che raccolgono la storia di lunga durata di un territorio appartengono innanzitutto ai cittadini di quel territorio. Quindi mi sembra giusto che ogni anno, tutto il mese di agosto, noi si apra gratuitamente l'accesso al sistema museale, che vuol dire innanzitutto il Museo degli Eremitani, dove chi potrà andarlo a visitare in questo periodo gratuitamente troverà il nuovo allestimento stupendo della Croce di Giotto, i nuovi allestimenti al Museo Archeologico, penso alle sale belzoniane o alla meravigliosa sala dell'omino mesopotamico, un unicum che ha solo il nostro museo e il Louvre, per intenderci. E naturalmente invito chi andrà a visitare il museo a scoprire nella parte retrostante una stupenda nuova struttura realizzata all'interno di un lapidario con delle pietre, con delle lapidi che ci raccontano la storia di Padova. C'è un bar-ristorante dove si mangia benissimo e si spende molto poco, quindi si può trascorrere un'intera giornata scoprendo le innumerevoli bellezze del Museo di Eremitani. Attraversando la strada siamo allo Zuckerman e lì c'è una bellissima mostra dedicata, è un'anteprima della collezione Bortolussi e Small, sono oggetti di design di piccole dimensioni, penso al cubo di Zanuso, per intenderci. Sempre agli Eremitani c'è ancora la possibilità di visitare la mostra sul Settecento veneziano e ovviamente la possibilità di visitare l'importante Pinacoteca, che raccoglie opere importanti dal XIV secolo sostanzialmente fino al 1700. È possibile anche scoprire un altro luogo importante che fa parte della Urbs Picta ed è il Palazzo della Ragione. Anche nel Palazzo della Ragione padovani di Padova città e della provincia avranno accesso gratuito. Ricordo, è uno dei luoghi più importanti simbolicamente di Padova, ha superato da poco gli 800 anni, era il grande tribunale, lì si riuniva il Consiglio Maggiore della città, sostanzialmente il Parlamento, e in quel luogo abbiamo visto declinarsi moltissimi tra gli episodi più importanti della centenaria storia padovana di quella struttura. Da Padova ad Asiago, all'altopiano di Asiago, all'altopiano dei 7 comuni, e quindi parliamo di turismo perché torna Made in Malga.
È imminente l'inizio di Made in Maiga, sono gli ultimi preparativi e noi siamo contenti di come stanno andando le cose e della collaborazione che troviamo soprattutto nella comunità dell'Altopiano. C'è grande entusiasmo da parte dei fans che ci scrivono, ci chiedono notizie, ci chiedono il last minute cosa c'è da vedere, cosa c'è da fare. Scatta il conto alla rovescia per l'edizione 2023 di Made in Malga, che tornerà ad animare il centro di Asiago dall'1 al 3 e dall'8 al 10 di settembre. Protagonisti saranno come sempre i formaggi di montagna, tanto al mercato quanto nelle degustazioni e nelle masterclass, per conoscere questo prodotto di grande interesse. I protagonisti assolute sono i formaggi. Noi per scelta non chiamiamo i personaggi del gossip del momento, ma cerchiamo di dare lo spazio assoluto ai formaggi. Quindi chi viene a Made in Maiga ha la possibilità in un pomeriggio di assaggiare i migliori formaggi di montagna da tutte le zone montane italiane, quindi dalla Val d'Aosta anche alla Sicilia, passando per la Sardegna e dal centro Italia. Made in Malga porta decine di migliaia di persone in altopiano in ognuna delle sue giornate, e questo è un volano per tutto il territorio dei 7 comuni. Troviamo soddisfazione e comunque la complicità di tutto l'altopiano che insomma si dà da fare per accogliere turisti che vengono da ogni dove per passare 2 weekend all'insegna del buon gusto e dei sapori della montagna. Anzi, direi di più, ne approfitto anche per quelli che sono più vicini ad Asiago, all'altopiano: prendetevi una notte in più, perché c'è da vivere Made in Maiga. Non solo, Ferragosto, nella giornata di oggi si festeggia l'Assunzione di Maria. Il parroco della chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta di Malamocco, Monsignor Cesare Zanusso, intervistato dal nostro Lorenzo Maier, ripercorre allora il significato teologico della ricorrenza liturgica e anche il suo legame con Venezia. Allora, buona festa dell'Assunta. Diciamo che prima di tutto questa festa ha origini antichissime, sia dell'Oriente, che viene chiamata la Dormizio, sia nell'Occidente, che viene chiamata appunto Assunta, cioè Maria, concepita senza peccato originale, la cui morte non sarebbe avvenuta in un modo così umano, ma essendo concepita, essendo madre di Dio, ha avuto lo stesso destino del Cristo e quindi avrebbe come primizia usufruito dei beni della redenzione. Possiamo dire che la Chiesa arriva tardi a definire questo dogma, cioè dell'Assunzione del Signore, solo nel 1950 da Papa Pio XII, ma in realtà questa festa è sempre stata celebrata. Basti pensare tutte le chiese, le basiliche della Gronda lagunare, vero, intitolate all'Assunta. Pensiamo alla diocesi, alla Basilica di Chioggia, pensiamo a Malamocco, vero, Santa Maria Assunta in origine e i santi Felice e Fortunato, pensiamo a Murano, Santa Maria Assunta e San Donato, pensiamo alla Basilica di Torcello, ecco, di Santa Maria Assunta. Quindi anche se la Chiesa è arrivata a definire tardi questo dogma, in realtà da sempre il popolo di Dio ha sentito questa verità teologica. Cristo è risorto dai morti, sua madre, madre di Dio, non poteva non usufruirne i benefici di quello che lui ha operato. Malamocco, in questo senso, vero, fa parte di questa tradizione. Ecco, essendo Venezia, vero, vicina, al di là del mare Adriatico, al di là c'è Efeso,
per cui il dogma, il mariano della Madre di Dio è subito rimbalzato nella costa veneta. Ecco il motivo per cui da sempre si celebra questa solennità. La Chiesa non parla di Ferragosto, è tipicamente un termine laico, ma parla appunto della Assunta. La Pasqua viene chiamata la Pasqua d'estate. Bene, dopo queste informazioni vi auguro davvero una buona festa dell'Assunta. Non solo questa ricorrenza, 417 anni fa infatti nacque Beata Giovanna Maria Bonomo, copatrona della città di Bassano del Grappa. 417 anni fa nacque in questo 15 di agosto, nel giorno dell'Assunta, Beata Giovanna Maria Bonomo, copatrona della città di Bassano del Grappa. Era figlia di un ricco mercante di Asiago e la leggenda narra che al padre, che credeva non fosse sua figlia, lei da bambina tolse ogni dubbio, alzandosi nella culla e chiamandolo con affetto papà. Una parola tanto semplice quanto intensa, che fece capire all'uomo come l'anima della piccola Giovanna fosse privilegiata. La maggior parte della sua vita la trascorse a Bassano, nel convento di San Girolamo, dove l'8 settembre del 1621, natività della Vergine Maria, indossò le vesti di suora benedettina per poi pronunciare la professione solenne un anno dopo. Fu proclamata beata da Papa Pio VI 113 anni dopo la sua morte. Una presenza ancora viva per la città di Bassano e per il convento, l'attuale monastero delle Suore Sacramentine, dove la religiosa visse la sua esistenza terrena. Un'esistenza caratterizzata dal dono della bilocazione e dalle stimmate che aveva ricevuto. Per lei, in questo Ferragosto 2023, è festa a Bassano come ad Asiago, l'altra città di cui è patrona Beata Giovanna, una donna unica, cui ancora oggi in tanti affidano la loro preghiera. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo, previsioni per mercoledì 16 agosto. Sul Veneto previsto al mattino cielo sereno, poco nuvoloso sulle aree alpine, dove sarà possibile a partire dal pomeriggio qualche rovescio temporale che potrebbe estendersi anche alle zone prealpine. Temperature minime in aumento in pianura e in lieve calo in montagna. Minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, massime senza sensibili variazioni fino a 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Sui monti nuvolosità diffusa al mattino con qualche probabilità di rovesci temporali a carattere locale. Temperature minime tra i 22 e i 23 gradi, massime tra i 30 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo estivo con mattinate generalmente soleggiate, mentre nelle ore più calde nubi più consistenti con probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento con minime intorno ai 21-22 gradi, massime tra i 33 e i 36 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.